alle 13. I have a little story. Radio DJ, one nation, one station, one love. Sono le 13 e 2 minuti. In Europa? In Europa sì, ma anche in Italia. Sì, beh, devo dire una dimostrazione di tranquillità. Io non sarei stato così contento fossi stato un tifoso della Fiorentina, vi dico la verità. Della partita? No, alla fine grandi applausi, però insomma, si è messa con la testa sul ceppo al decimo del primo tempo e alla fine l'ha persa. Ma se non ci fosse stato il rigore ci sarebbe stato un gol dopo 10 minuti, cioè ormai l'andamento della partita era quello, ma non puoi però pensare, ma non giocato un po' col braccetto. Ne parliamo fra pochissimo con Linus. Radio DJ, one nation, one station. Ma cos'è stato? Niente, un altro pallet One Express che passava. Chi sceglie One Express, lo specialista della spedizione su pallet in Italia ed Europa, è abituato alla velocità. Per un preventivo gratuito vai su oneexpress.it o chiama il numero verde 800 501 502. One Express, il pallet espresso. Immaginate un mezzo di trasporto incredibilmente agile e scattante. Un mezzo dal design aggressivo, in grado di unire prestazioni e intelligenza. La mobilità ha raggiunto un nuovo traguardo. Il Velociraptor. Se vuoi muoverti in modo davvero alternativo, vieni nelle concessionarie SEAT. Il 22-23 marzo con gli Alternative Days. Nuova Leona Mitano in pro a 21.200 euro o 250 euro al mese, tasso 0, TAI 0. Info su seatitalia.it.
Dalla ricerca Collistar Subito 2 taglie in meno e tutta l'efficacia dei trattamenti corpo Collistar. vai in profumeria e compra 40 euro di prodotti speciale corpo perfetto. Avrai a prezzo di vero regalo una guaina o un leggings rimodellanti 100% made in Italy. Solo in profumeria con Collistar. Io guardo il risultato. Sono le 13:04 minuti, Radio DJ e con noi c'è Linus. Un leone, anzi un vecchio leone. Un leone! Un leone! Sei contento perché sei rimasto unico in Europa anche? In che senso? Ah, degli italiani? Beh, no, sinceramente no, mi piace molto per il Napoli e trovo che l'eliminazione loro sia stata un po' stupida, nel senso che, porco cane, non si può buttare via un'occasione come quella. A volte la difesa del Napoli sembra un po', come dire, distratta, no? Non dà questa Un sensazione. po'? È tutto l'anno che è così, No, è tutto l'anno. Loro sono come una bella donna, molto bella dalla vita in su e purtroppo c'ha le gambe storte, insomma, creatrici, mi piace come metafora. Molto, abbastanza. Il miglior della tua di prima comunque. Molto meglio della mia. Sì. Hai fatto una con Albertini che resterà nella storia. Senti Linus, però ecco, a parte tutto questo, Pirlo ha imparato a tirare la punizione, visto? Sì, poverino, dico no, non l'aveva mai fatto, siamo accorti soltanto adesso. Cioè, pensavo l'altro giorno che la punizione, quella contro la Fiorentina, in Italia sarebbe stata anche abbastanza impossibile, no? Perché la barriera alla distanza giusta in Italia non c'è praticamente mai. Esatto. Ormai se l'ha fatta spostare un paio di volte e a quel punto per lui era quasi un rigore, insomma, quasi una Infatti ha tirato la fucilata invece della maledetta, come direbbe qualcuno che è qui fianco a me. Sì, molto bello e molto diverso da quella che aveva tirato Reina Cominciero, insomma, che giustifica abbondantemente lo stipendio che prende e rinnova. 2 anni che farà con noi. Con loro, hai capito? Con noi, sì, perché è uno di noi, capito? Senti, il problema vero è un altro però, è il tutor. Sì, Galliani che fa tutto è molto bella come immagine. Bella dice lunga, insomma, no? Non vorrei fare la parte di quello che l'aveva detta prima, anche perché l'avevano detta in tantissimi altri, però quando è stato annunciato Stedor sulla panchina del Milan, tutti quelli con un po' di sale in su hanno detto grandissima persona, grandissimo personaggio, manca un po' di esperienza. Eccoci qua, dopo 2 mesi a dire l'avevamo detto. Sì, però come degli errori proprio di ingenuità, non tanto di panchina, però proprio di calcio, anche proprio tifosi, io cambierei 3-4. Quello io ci credo che Io penso di sì, sì. conoscendolo sì. A parte questo, comunque come si risolve se non te lo mandano via? Ma io credo che questo weekend sarà un altro weekend di sofferenza per il Milan, perché la parte in casa non è un avversario molto facile, potrebbe darsi che lunedì i tempi si apprezzino, non voglio buffare, però a volte quando le cose vanno così male mi è quasi voglia di toccare il fondo per ripartire, insomma, È il derby anche dei se... contestati, il derby tra Pallottito e Galliani, non so quale dei due sia contestato. Sì, per motivi un po' diversi, credo. Non lo dico perché il tifoso di Lazio non è mai stato molto amato neanche nei momenti in cui le cose andavano meglio. Galliani invece insomma, ha sempre avuto l'appoggio dei tifosi, purtroppo non ce l'ha da qualche tempo, ma secondo me è uno che è capace anche di risollevarsi, di superare. Devo dire che sul Lotito poi ognuno pensa quello che vuole, ma non è che ci sia la fila fuori dall'ufficio di Lotito degli arabi che vogliono comprare la Sì, tra l'altro. Certo lui non è un campione di simpatia, quello che volete, però insomma in maniera molto concreta la Lazio ha ottenuto risultati importanti. Certo se uno la paragona alla Lazio di Cragnotti è molto